Buon sabato, ben ritrovati a tutti alla rubrica di approfondimento Il Friuli per tutti. Oggi parleremo di comunità collinare e ne parleremo proprio con il suo presidente, l'avvocato Paolo De Simon, che è qui con noi in studio e che saluto. L'avvocato inizia la sua carriera amministrativa già nel 2005 nel comune di Osoppo, prima come assessore e poi come sindaco, e dal febbraio 2019 ha intrapreso questo nuovo percorso come presidente della comunità collinare del Friuli. Buongiorno, benvenuto qui a San Daniele. Lascio a lei quindi la parola per spiegarci un po' che cos'è il comitato collinare e da quali comuni è composto. Buongiorno a tutti, la comunità collinare è un consorzio volontario di comuni fondato nel lontano aprile 67 dal compianto Tita Metus e poi anche dal compianto Giovanni Melchior, appunto. È un consorzio volontario che si occupa di tutta una serie di funzioni e servizi per i 15 comuni appunto, che compongono la comunità collinare. Quindi possiamo dire, per non elencarli tutti, ma dal vertice nord Osoppo, passando per il comune diciamo più importante, però sempre all'interno appunto dei 15, perché ricordo che lì ogni comune in comunità collinare, appunto ogni comune vale uno a prescindere dalle dimensioni territoriali e dal numero degli abitanti, appunto passando per San Daniele, cito insomma Ragogna, Trepo, Buia, sono tanti comuni che appunto 15 la compongono, Coseano, per poi arrivare a Colloredo di Montalbano dove è la nostra sede appunto in Castello. Questo è un veloce excursus insomma su cos'è la comunità collinare. Ecco, so che il principale tra i vostri obiettivi, tra i vostri scopi è proprio quello di creare e di trovare una sinergia tra questi 15 comuni, di modo da lavorare tutti insieme per obiettivi comuni. Quali sono quindi le misure che voi avete già messo in atto o che avete in programma proprio per questo scopo, quindi lavorare tutti insieme e creare una sinergia? Idee, sono tante come si può dire, tanti scopi anche da porre in essere, soprattutto in questo periodo diciamo post-Covid. Infatti l'importanza e la particolarità della nostra struttura, cioè il fatto di essere consorzio volontario, ha fatto sì che nel corso degli anni sia anche un po' evoluta, diciamo, legandosi un po' ai tempi, gli scopi e l'oggetto sociale della comunità collinare. Per dire, nel 67 era stata anche fondata per sopperire alle carenze magari degli uffici tecnici dei comuni che non tutti insomma, i comuni componenti della comunità collinare avevano, per poi declinarsi nel corso degli ultimi anni a interventi nel settore ambientale, per poi negli ultimissimi anni diciamo, specializzarsi in progetti di carattere europeo, per dire il progetto Walkart che ci ha visto coinvolti come lead partner negli ultimi anni, progetti molto importanti, e ultimamente da un anno circa ulteriormente investire su 2 o 3 tematiche importanti. Una è quella legata appunto al settore turistico, perché abbiamo visto obiettivamente, in particolare col tema legato al cicloturismo, che il nostro territorio, che una volta era considerato un territorio appunto di mezzo, tra virgolette di passaggio per andare o in montagna o al mare, in realtà negli ultimi 5-6 anni ha assunto una vocazione molto importante, tale da essere proprio meta del cicloturismo, perché sappiamo tutti la ciclovia Alpe Adria e anche le altre ciclovie hanno portato diciamo, nuovi turisti e un modo nuovo di concepire il turismo. Il nostro scopo è quello diciamo, di attrarre ulteriormente i turisti e diciamo, cercarli di far fermare nel nostro territorio. E a tal fine abbiamo diciamo, attivato 2 iniziative importanti. Una è quella di mappare con GPX, quindi in maniera tale da trasferire sui dispositivi mobili i percorsi che già
da molti anni esistevano in cartaceo, quindi con un progetto di molti anni fa, e adesso lo stiamo, diciamo, aggiornando per i tempi moderni. Esatto, lo stiamo aggiornando ed attualizzando. E sempre, diciamo, per rimanere sul tema turistico, sul quale noi crediamo molto come consorzio, abbiamo recentemente appunto diciamo, erogato, appunto, per far fronte ovviamente in primis alle conseguenze del Covid, insomma le conseguenze del coronavirus, ma diciamo, non avendo risorse limitate e dovendo dare, diciamo, una destinazione, i sindaci in realtà della Collinare hanno dato mandato al CDA di investire appunto una somma quale contributo per le attività produttive legate al settore turistico della comunità collinare, quindi un intervento per dare una certa omogeneità e per fare in modo che quando il turismo riprenderà ci siano le attività ricettive pronte appunto a ricevere. Ed è quindi importante lavorare tutti insieme per non avere ognuno la sua strada, ma anche agli occhi del turista farsi vedere come un territorio unico e ben organizzato. Esatto, è molto importante diciamo, che certe tematiche siano gestite a livello sovracomunale, perché è corretto chiaramente il pallino, è corretto che sia in capo ai sindaci che compongono appunto l'assemblea assieme al consiglio di amministrazione, i quali sindaci, diciamo, danno le linee, ecco, di sviluppo della collinare, ma poi appunto il CDA le attua. Però è molto importante che ovviamente al netto delle individualità dei comuni che lo compongano, su certe tematiche effettivamente qual è il turismo ci sia una regia diciamo unica, favorita appunto in questo caso nel nostro territorio dalla comunità collinare, che ha intensificato recentemente proprio la sua attività sul tema, anche con accordi con Promoturismo e quant'altro, perché ci vuole una certa anche specializzazione sul territorio, e ci vuole però anche un salto di mentalità appunto. Noi magari diamo per scontato il nostro territorio perché lo viviamo, ma in realtà venendo da fuori tanti ce lo invidiano. Non vorrei citare i comuni, ma per non dimenticare altri, ma sono tutti belli e ognuno offre le sue peculiarità, ma ce n'è certi che offrono veramente agli occhi, ripeto, di chi viene da fuori delle peculiarità importanti. Quindi è importante saperle valorizzare. E sicuramente il turismo è un buon modo per riprendersi dopo questo periodo di lockdown, direi. Quindi esatto. È una strada sicuramente da percorrere tutti insieme. Esatto, è stato solo sospeso, diciamo, il percorso negli ultimi 2-3 mesi, un percorso che avevamo avviato, ripeto, volendo caratterizzare il territorio della Collinare come improntato al cicloturismo. Ci sono anche altre iniziative con le quali appunto stiamo collaborando, tutti, diciamo, stiamo collaborando allo stesso fine di mettere a fattore comune la caratterizzazione appunto della Collinare come diciamo, territorio da vivere per un'esperienza legata appunto al cicloturismo, sia per le famiglie, sia magari per sportivi un po' più diciamo, che vogliono sperimentare i percorsi più lunghi, ossia anche per generi tematici come la mountain bike. Quindi stiamo cercando veramente di caratterizzare il nostro territorio per questo, e cerchiamo di far conoscere sempre di più quello che la comunità collinare fa, quindi puntiamo molto alla comunicazione di quello che facciamo. E passiamo a un altro ambito, dal momento che voi vi occupate veramente di tanti ambiti diversi. Ecco, parliamo del terzo settore. In che modo la comunità collinare del Friuli sostiene quindi le attività del volontariato e partecipa a tali iniziative? Io tra l'altro lo chiedo anche in quanto presidente pro loco, per cui interessa anche a me particolarmente. Domanda appunto giusta, che si innesta sul tema appunto legato comunque alla comunicazione e alle attività verso le associazioni. Come dicevo prima, appunto abbiamo investito qualche risorsa in più sui contributi appunto alle associazioni, perché vogliamo appunto che sono l'anima, insomma, dei nostri comuni, quindi con progetti magari anche lì di carattere magari un po'
anche sovracomunale, magari per favorire anche l'interazione fra le associazioni di diversi comuni, la collaborazione. Abbiamo comunque destinato qualche risorsa in più quest'anno e speriamo anche per gli anni futuri, in maniera tale che le associazioni si sentano coinvolte nel progetto legato alla comunicazione e alle attività della Collinare e dove intervengano per gli stessi settori, diciamo, facciano massa critica, diciamo, quello che magari, avendo una visione generale, ecco, quello che noi vorremmo cercare di evitare è che magari lo stesso giorno due comuni contigui organizzino degli eventi insieme. Sì, ecco, vorremmo evitare che organizzino due eventi, anzi che collaborino per organizzare un unico evento che magari tocchi 2 o 3 comuni. Quello è un intervento, diciamo, che avvicina piuttosto che allontana, ecco. Certo, e torniamo sempre al discorso di prima di lavorare tutti insieme, Esatto, in sinergia, quindi in tutti gli ambiti, nel Esatto. turismo come nel terzo settore e passiamo ancora a un altro ambito molto importante che è quello del sociale. Io so che lei è stato impegnato prima di venire qui da noi con una bella iniziativa, lascio però a lei raccontarla al pubblico. Beh, lì un'iniziativa anche questa che parte da lontano, ma sempre per dire qual è la tradizione, ma qual è anche la modernità della Collinare. Appunto nel 2008 venne costituito tra i sindaci, la Collinare e l'azienda sanitaria un fondo legato, diciamo, a delle difficoltà, un fondo vincolato solidarietà sociale si chiama. Non era mai stato, diciamo, attivato, i fondi non erano mai stati, diciamo, attinti, ad eccezione appunto di quest'anno in cui i sindaci hanno delegato, insomma, al CDA di operare una donazione appunto a favore dell'azienda sanitaria e quindi, insomma, in questo caso dell'ospedale di San Daniele per intervenire appunto sul territorio. L'azienda sanitaria e quindi l'ospedale di San Daniele ha destinato la nostra donazione per l'acquisto di un ecografo che potrà servire sia in ospedale, ma sia e soprattutto sul territorio, andando incontro alle esigenze dei pazienti che non possono muoversi o che presentano dei rischi a muoversi, quindi comunque, diciamo, una risorsa in più per il territorio. Ed ero prima appunto alla cerimonia, insomma, di consegna assieme al vicepresidente della regione dottor Riccardi e al direttore generale Braganti, nonché assieme al presidente dell'assemblea dei sindaci Davide Asquini e al sindaco di San Daniele, nonché presidente dell'ambito assistenziale Valent. Quindi insomma è un bel momento e, ripeto, segna sempre l'attenzione della Collinare per il suo territorio, sfaccettata, come diceva giustamente lei, secondo vari ambiti, però, ripeto, sempre in un'ottica di territorio, di unione, di insieme. Ecco, per concludere, se i nostri spettatori volessero aggiornarsi sui vostri progetti, sulle vostre iniziative, possono trovarvi come sede al Castello di Colloredo di Montalbano, però immagino che possano anche accedere a un vostro sito internet. Vogliamo dare tutti i recapiti? Sì, allora l'abbiamo attivato appunto da un anno circa la pagina Facebook, che ormai è uno strumento di comunicazione appunto di comunicazione e di diffusione anche dei messaggi, perché ci sono dei post, degli aggiornamenti continui, una pagina molto, molto attiva. Altrimenti potete, insomma, si può andare sul sito della comunità Collinare, dove c'è anche un sito legato proprio un po' più al turismo, ma siamo in fase di rielaborazione anche questo, perché stiamo rivedendo proprio la parte un po' legata complessivamente alla comunicazione, quindi, diciamo, ci sono tutti i margini, ecco, per i modi per poterci trovare. Ripeto, è un'attività, una comunità in continua evoluzione, però viva e vivace, ed è un importante supporto al territorio. Questo è molto importante ed è una peculiarità per quanto ci riguarda, perché è un consorzio volontario di comuni che da 53 anni
insiste sul territorio, eroga funzioni e servizi, non è così scontato. E tra l'altro è stato uno dei primi a nascere in Italia di questo tipo. Ma forse addirittura il primo o il secondo, ma è veramente una peculiarità. Il resto sono istituiti ex legge, invece noi continuiamo ad essere un consorzio volontario. Benissimo, io avvocato la ringrazio per essere stato qui con noi oggi e do l'appuntamento a tutti gli ascoltatori al prossimo sabato. Arrivederci.